Corriere Imprese Nord-Est, agosto 2021. Spaghetti di spirulina, lo smart agri-food che piace al pianeta. Mentre cresce, assorbe e metabolizza anidride carbonica per restituire ossigeno e, quando si usa, rilascia tante e tali proprietà nutrizionali da aver portato la FAO a definirla alimento del futuro. In più, ha un nome simpatico e orecchiabile, è la spirulina, una microalga su cui convergono le traiettorie di sviluppo sostenibile e le vie dell'imprenditorialità. Tra queste ultime c'è Live Green, azienda guidata da Andrea Moro, 50enne veneto, e Gabriele Cipri, 35enne friulano, che ha ideato un processo di coltivazione di spirulina biologica di alta qualità. Fondata nel 2018, ha un impianto in Sardegna, un fatturato stimato per il 2021 superiore a €500.000 e, soprattutto, un modello di business originale. Risorse chiave. Il cuore per la coltivazione della spirulina biologica di Live Green è la tecnologia di processo progettata da Andrea Moro, tra i maggiori esperti europei di impianti di microalghe, che ha industrializzato il sistema tradizionale e aumentato a dismisura la produttività, senza degradare ma preservando i principi nutrizionali. Un impianto Live Green sarà presente al Padiglione Italia di Expo Dubai 2020 e sarà lì per dire che a sfamare il mondo ci penserà lo smart agri-food. A parità di contenuto proteico, la coltivazione della spirulina consuma 1/5 di acqua rispetto alla soia e 1/50 rispetto alla carne. La sostenibilità è servita. Proposta di valore. La produzione industriale di spirulina è doppiamente sostenibile. La coltivazione avviene in acqua, durante il ciclo di crescita la sola acqua che si perde per evaporazione e quella che rimane torna in circolo senza ridurre efficacia ed efficienza dei cicli successivi. La spirulina si coltiva in vasca e le vasche sono posizionabili ovunque, in giardino, in casa, sulle terrazze dei condomini e soprattutto sui suoli poco fertili o aridi. Siamo di fronte a impianti di produzione industriale per sfamare il mondo che responsabilizzano la cittadinanza e modificano la destinazione d'uso dei terreni inutilizzati, aumentandone il valore. Le competenze manageriali di Live Green hanno trasformato tutto ciò in una proposta di valore assai promettente: produrre proteine da alghe come fonte sostenibile per sfamare il mondo e per dare proteine più salubri alla società opulenta. Il pianeta e i sistemi sanitari ringrazieranno. Spaghetti di spirulina. In Live Green c'è una macchina trafilatrice ad hoc che trasforma i fogli di spirulina essiccati in lunghi spaghetti e poi in spaghettini, replicando il design iconico di un prodotto tipico del Made in Italy. Ricorrere al design in tali prodotti è da imprenditorialità outstanding all'italiana.